almeno a disposizione questa. Mima, Milano Marittima, eccoci qua proprio come dire, dalla rotonda Primo Maggio direttamente sul mare. Ecco, quindi più al centro di così, non si può, siamo proprio nell'epicentro, quindi anche poi tutta questa riviera adriatica che prosegue e viene anticipata anche poi da nord, dai lì di Ferraresi, poi di Ravenna, eccetera, eccetera. Poi qui siamo in provincia di Ravenna, a Milano Marittima. Io chiaramente non posso non notare chiaramente il passaggio delle belle ragazze che frequentano l'hotel e la spiaggia, quindi Mazzanti, che sta in via Forlì tra l'altro, che è la mia città natale, che poi i Mazzanti siano di Ravenna o di Forlì, non lo sappiamo. Chiediamolo chef. Mazzanti sono proprio qui di Cervia, Milano Marittima. Sulle origini mi trovo spreparato, però al momento gli chiederemo sono residenti a Milano Marittima, comunque sono ormai autoctoni. Esatto. Bene, io sono qui con Giuseppe Cortelli, esatto. Che è lo chef che mi hanno appunto segnalato là proprio nell'epicentro dell'Ambrusco, ecco, quindi dove si produce in grande stile cavicchioli, tanto per capirci, esatto. Quindi dalla foresteria Cavicchioli mi hanno detto appunto nelle mie zone, quelle di Milano Marittima, appunto di questo ristorante che non conoscevo, che questo proprio dove ci troviamo in questo momento, che è poi la spiaggia sempre del Mazzanti Hotel, che è un 4 stelle con la spiaggia, quindi direttamente sulla spiaggia, anche perché c'è passaggio pedonale o ciclistico, quindi diciamo le auto si fermano lì. Poi non so, chef, anzi ti posso dare del tu, certo, da quanto tempo sei qui? Io sono qui dal 2019. Ecco. Quindi c'era la ZTL lì, c'è stato un periodo di ZTL, devo aver preso la multa. Devo essere riuscito a... Forse lei ha preso l'ultima multa e poi hanno tolto la ZTL. O la prima. È stato l'ultimo, o la prima o l'ultima, non esatto, si sa. Pensavo che c'era questa cosa che mi aveva preso in contropiede, perché io chiaramente scorazzo da queste parti da parecchio tempo, e solo in queste che non sono le traverse, non c'erano solo queste, le prime. Ecco, le prime proprio come dicevamo dalla rotonda Primo Maggio poi fino, non so, forse a Mare Pineta, sul Palace, insomma, da quelle parti. Quindi bene, intanto Cortelli Giuseppe arriva da... Allora, io arrivo da Porto Empedocle, in provincia d'Agrigento. Sono siciliano, anche se durante la mia carriera ho girato un bel po' d'Italia, più al nord. Sì, anche perché lì poi sei costretto, perché dall'altra parte o ci vai a nuoto. Mi sono dovuto spostare, quindi... Ecco, dal di lì sei... Però da 8 anni, diciamo, sono diventato romagnolo da adozione. Nel 2018 arrivai qui, lavorai alla Settima Traversa, al Premier Resort. Quindi anche lì. All'Hotel Waldorf, un 5 stelle lusso. Sei stato uno degli chef del... No, lo chef era Bianchini, ecco. Io ho lavorato nella sua brigata. Ecco. Dov'è Bianchini adesso? Perché Bianchini penso sia nel Mantovano al momento. È tornato a casa. Quindi... ha aperto un ristorante suo e ha avuto questo passaggio in una cantina, Ricchi, una cosa del genere, che io già conoscevo perché erano 5 stelle con la spa là nel Mantovano, so che era lì, ma ho letto che è da qualche altra parte, non mi ha ancora invitato, perché lui mi invita poi a casa degli altri. Vabbè, è Mantovano, ci sta. Hai capito? Però adesso che me lo ricordi, sto partendo per l'Arena di Verona come tutti gli anni e quindi alla fine si passa di qua. E dopo la stagione estiva e quella invernale sono arrivato qua all'Hotel Mazzanti, ho sposato diciamo questo nuovo progetto. L'Hotel Mazzanti esiste dal lontano 1949, quindi è un hotel storico,
sono tra i primi qui a Milano Marittima. Anzi, secondo me, visto mi sono fatto già un giro, sono arrivato il primo mattino, il sabato della Notte Rosa, quindi notavo, è comunque un complimento, che forse è la spiaggia più piccola, con 4 file, no? Entrando di ombrelloni che sono distanziati, quindi un po' come il vicino Mare Pineta, che ha una delle spiagge più ampie, e quindi chiaramente distanza tra gli ombrelloni, che poi è un po' quella che era anche obbligatoria secondo me durante il Covid. Diciamo che dopo il Covid siamo, tra virgolette, stati un po' obbligati, ma successivamente è stata anche una scelta da parte della proprietà per dare appunto un servizio migliore al cliente, piuttosto avere meno ombrelloni, ma far sì che il relax del cliente sia al top, insomma. Anche perché il Covid non è che le ha sbagliate proprio tutte, ecco, quindi qualcosa ci ha insegnato. Qualcosa ci ha insegnato. Abbiamo tutti un po' rimesso qualcosa, in effetti, però dai, per fortuna siamo ancora qua, e quindi bene. Sì, quindi un hotel storico in un certo senso mantiene quindi il suo bagno, no? Il bagno davanti. Il bagno è stato acquisito nel 2019, quindi la struttura è giovane, è stata acquisita nel 2019, ristrutturata. Quindi quando c'era un vecchio stabilimento, hanno mantenuto comunque il nome. Il nome è rimasto, è rimasto l'ex Capriccio, poi Sogno del Mare. Appunto l'attuale Sogno del Mare 270, completato nel 2021, quindi abbiamo iniziato questo nuovo progetto insieme all'hotel. La formula di questa cucina di tradizione, di mare, ma allo stesso tempo con vista le mie origini, insomma, il tocco del meridione, la freschezza, i sapori mediterranei, e perché no, ogni tanto qualche tocco un po' più stravagante nelle serate che organizziamo, nelle degustazioni con cantine di prestigio. Possiamo dare insieme alla mia brigata, perché voglio ringraziare sempre anche loro, dare sfogo, diciamo, all'immaginazione, ai nostri pensieri, ai nuovi sapori. Naturalmente siamo in una località turistica, diamo un'offerta anche molto classica. Per noi è immancabile lo spaghetto, ad esempio, alle vongole, o il risotto frutti di mare, la frittura. Quelli sono dei piatti che sono immancabili nel nostro menù, e poi, perché no, ci sono anche altri piatti un po' magari più ricercati, più particolari, per chi vuole andare un attimino fuori dalle righe. Mentre per quanto riguarda l'hotel, appunto 8 anni fa ho sposato questo progetto, un hotel a conduzione familiare, è stato per anni gestito dai nonni di Mattia, il proprietario che ho conosciuto questa mattina, poi successivamente da altri chef che sono stati qui per più di 30 anni. Il proprietario che è il figlio della signora che sta qui al della bagno. Signora Patrizia, che l'ha ospitato questa mattina, e ora appunto a gestire c'è Mattia, quindi c'è stato anche un tocco linfa nuova. Comunque Mattia è giovane come me, ho voluto dare anche un tocco giovane, un tocco nuovo. Comunque la proprietà è sempre pronta agli investimenti, annualmente, nonostante la struttura sia datata, tra virgolette. Esatto, non si vede perché evidentemente poi nel periodo di fermo, e quindi vengono fatti continuamente dei lavori. Tra l'altro mi chiedevo se questa forma L, perché l'albergo si affaccia quindi sul mare, ma molto probabilmente poi c'ha anche una parte girato l'angolo là, che ha un po' a L, che si intravede dalla spiaggia, guardando lo skyline qui di Milano Marittima fino alla Settima Traversa, perché in effetti qui notavo che gli alberghi sono, penso, sostituiti chiaramente dalla sabbia, sono in terza posizione rispetto a dove tu hai lavorato, che è proprio a ridosso del mare, anche perché dalla Settima Traversa notavo sempre dal mare, controllando, verificando, no? Si restringe un po' il lungomare. Ecco, quindi
Lì già gli alberghi si affacciano direttamente sul mare, mentre invece c'è questa parte anche, sono proprio dei bagni, forse non ci sono neanche degli alberghi o ci sono dei residence, delle cose non proprio in grande stile. Tra l'altro qui ecco, c'è il varco principale d'ingresso per il lungomare, è il varco più grande di Milano Marittima, quindi è quello più centrale. Quindi mi chiedevo, visto che arrivi dalla Sicilia, se hai portato qualcosa ogni tanto, cioè viene in mente il couscous, anche perché qualche giorno fa si parlava dei manfrigoli, non so se tu li hai utilizzati, sai, che è questa pastina. Chiamati anche monfettini, esatto. Si parlava, facendo una ricerca su Google, si parlava appunto anche di somiglianza con la fregola e con il couscous. Ora mi chiedevo se qualcosa hai portato, perché penso che dalle tue parti il couscous sia come... Nell'Agrigentino lo usiamo un po' meno, è più sul trapanese. Però essendo una pietanza molto che mi piace molto, lo ripropongo nei buffet dell'hotel. Abbiamo riproposto anche il menù qui al Sogno del Mare anni fa. Sì, la somiglianza con i monfettini che avremo domani, tra l'altro, per la serata romagnola. Serata cena. Esatto, per la cena di domani sera. In albergo, perché fate. Sì, la domenica dedichiamo la serata alla Romagna, quindi tutti quelli che sono i piatti tradizionali del territorio, dalla piadina al cappelletto, alle verdure gratinate, ai salumi, i formaggi. Dedichiamo la domenica appunto a tutto quello che rappresenta questa terra. Come la fai la piadina così? La piadina la possiamo fare con l'olio, la possiamo fare con lo strutto. Perché gli chef che vengono da fuori, la prima cosa che fanno è usare l'olio, mentre il romagnolo non lo farebbe mai. Sai, no? Che come le tagliatelle, per me, come sono, per me la bolognese, la ricetta è con lo strutto, il bicarbonato, la farina. Esatto. Poi purtroppo, per fortuna, oggi ci sono gli allergici, ci sono chi vuole rimanere in linea, quindi abbiamo... Si usa un grasso moderno, un ingrediente moderno, diceva Pozzetto, Cristiano Pozzetto, purtroppo non è più fra noi, perché una volta mi salvò in questa discussione appunto della piadina, che chiaramente viene molto bene anche con l'olio, anzi senti anche il sapore di un olio piuttosto di uno strutto che chiaramente poi sì, potrebbe però essere... Su quello preferiamo rimanere tradizionali. Poi abbiamo anche delle richieste particolari da clienti che vogliono degli impasti particolari, allora cerchiamo sempre di accontentare, di lasciare il cliente sicuramente non scontento, insomma. Parlaci proprio della mezza pensione. Sai che io in effetti ho raccolto questo input che mi hanno dato sul ristorante che non conoscevo appunto in spiaggia, però sapendo che c'è un albergo, quindi come faccio in Alto Adige, in Austria, come dire, amo la mezza pensione. Ecco, con i suoi anche antipasti, no? Self-service, anche i formaggi certe volte, adesso non so voi come fate, i dolci, no? Esatto. E qualche piatto servito comunque con tutto il servizio appunto impeccabile. Quindi domenica abbiamo detto Romagna. Domenica Romagna, mentre in settimana abbiamo sempre il doppio buffet che concerne gli antipasti e i dolci, quindi gli antipasti sempre una varietà di verdure, dalle verdure crude a verdure cotte, gratinate, pastellate, diciamo una bella selezione, e poi andiamo ad aggiungere sempre dei piatti sia di pesce che di carne, non manca mai il formaggio, non manca mai la carne, che può essere magari un roast beef freddo, un vitello tornato alla piemontese, diciamo i grandi classici della cucina, che sono sempre ben graditi dai clienti. Non manca anche una parte orientale. Stasera ad esempio abbiamo l'angolo del sushi, andiamo a fare magari sempre delle insalate di mare, dei salumi marinati, come può essere un salmone o un tonno pinne gialle che andiamo a marinare noi. Spesso usiamo anche dei salumi che produciamo noi stessi in cucina. Leggevo qui nel menù diciamo del giorno, leggevo proprio la degustazione di salumi di mare,
con focaccina, homemade e burro alle erbe. Esatto, questo è il nostro fuori menù per questo weekend qui al Sogno del Mare. Questa degustazione raggruppa, diciamo, 5 salumi di mare, tra cui la anduia di spigola, abbiamo una salamella. Quindi domani possiamo provare questo. Ecco, sarebbe un antipasto, cos'è? Diciamo è un piatto che può essere mangiato come antipasto, come secondo, perché comunque c'è la focaccina, c'è il burro montato metrotel. Molto interessante, anche perché mi è capitato in provincia di Pesaro Urbino, ma di poco, quindi praticamente fra Senigallia e la provincia di Pesaro Urbino, in un ristorante della Vida Mista, un Petit Gourmand, di trovare uno chef che sicuramente è sul mare anche lui, che tratta anche lui, fa lui salumi e anche frolla, quindi fa delle maturazioni del pesce, quindi espone appunto il pesce, che insomma mi era sembrato un caso un po' strano, ma non è la prima volta che ti capita una cosa originale e poi magari dopo qualche giorno, come in questo caso, perché comunque non siete in tanti, ecco, che fanno questa... No, sono comunque dei piatti che preferiamo mantenere fuori menù. Sono dei piatti comunque particolari che hanno un costo un pochino più elevato e che richiedono maggiore attenzione anche nella lavorazione, quindi avendo anche dei numeri importanti preferiamo metterli fuori menù e non stazionarli. Abbiamo anche altri fuori menù che cerchiamo sempre di concentrare nel fine settimana. Mentre tornando in hotel abbiamo, oltre al buffet, la scelta dei primi, cerchiamo sempre di bilanciare il menù gestendo bene i clienti che preferiscono la carne, il vegetariano e chi ama il pesce, quindi si trova sempre una scelta per ogni palato. C'è chi preferisce anche rimanere leggero con una zuppa, quindi una zuppa è sempre presente, che sia di legumi, una vellutata di carote o cereali. Quindi rimaniamo però sull'antipasto, primo, secondo, dessert sempre. E il dessert che è al buffet, in modo che riesci anche a trovare, che so, il mascarpone piuttosto che... Partiamo dal mascarpone, che è uno dei dolci tipici qua in Romagna, la ciambella. La ciambella è il dolce della Romagna. Al classico dei classici, che è il tiramisù immancabile, come vedevo anche stamattina. Poi diamo sempre un tocco originale. Oggi avevamo ad esempio la nostra frusta realistica, c'è anche il cannolo siciliano in vetrina. Qui notavo che in realtà c'è una pasticceria, esatto. È un bagno dove poi chiaramente tutti arrivano tardi e chiaramente per i ritardatari ci sono proprio dei dessert alla Iginio Massari, proprio la grande sei tu il pasticcere? Il pasticcere Giovanni Petrillo, anche lui siciliano. Petrillo. Petrillo. Là dalle tue parti sapete qualcosa, insomma, della colazione siciliana? Io poi, essendo stato soprattutto Catania, Messina, quelle zone là, quindi so della colazione con la granita, con la panna, con la brioche, col tuffo. Esatto, la panna montata, insomma. Sì, sono delle colazioni molto nutrienti. Esatto. Molto nutrienti. Questa quindi è comunque una pasticceria. Una piccola pasticceria dove abbiamo anche una varietà di biscotti che offriamo ai clienti quando prendono il caffè a fine pasto. C'è chi preferisce, al posto del dessert, magari un cremoso al caffè, preferisce anche prendere una degustazione di biscotteria, il biscottino alla mandorla, a una pasta montata al burro. Abbiamo diversi tipi di biscotti, magari da andare a servire con un passito, con un rum, quindi a fine pasto il cliente gradisce anche un piattino di biscotteria secca, quindi per questo teniamo sempre la vetrina ben fornita. Quindi diciamo che la scelta di Giuseppe Cortelli, come dicevamo, di un altro che io definisco Hotels Gourmet, che è questa linea che io conosco molto bene di alberghi, grandi alberghi, che fanno anche 300 persone a mezza pensione. Mi viene in mente in Val Passiria Stroblo,
ecco, tanto per capirci, si fanno veramente grandi numeri, poi raramente si finisce appunto nelle guide, perché chiaramente un albergo che stralavora con eventi, matrimoni, la spiaggia, una cosa e l'altra, poi come si vedeva anche dal blu di Gea Marina, chiaramente poi questo non permette di essere segnalati appunto nelle guide, quindi gli chef, come anche Giuseppe Cortelli, praticamente rinunciano in un certo senso, no? Perché tu dicevi che chiaramente c'è il buffet con gli antipasti, così il cliente può appunto scegliere. Io poi che, vuol dire, come oggi sono qua e sono riuscito ad andare in spiaggia, ma in realtà raramente lo faccio, quando sono andato a Cuba mi sono trovato 10 giorni in un all inclusive di Varadero. Cosa è successo? Che tutta la mia famiglia, nonostante io cercassi nei ristoranti cosiddetti alla carte di questo Melià, erano comunque tutti molto interessati al ristorante centrale col buffet, con le torte, con un'infinità appunto di proposte, perché in effetti per il long stay, no? Per i lunghi periodi di permanenza, poi è quello più comodo, no? Comunque quella del buffet è una tradizione che Romagna esiste da anni, anzi dopo il Covid abbiamo applicato questa formula di mezza pensione. Prima, ad esempio, il primo anno che arrivai qui facevamo pensione completa. C'era anche il mezzogiorno. C'era anche il mezzogiorno. Dopo il Covid abbiamo appunto la proprietà ha acquisito il bagno, quindi abbiamo sposato questa nuova linea che sta portando comunque risultati, perché la gente è più libera a pranzo. Abbiamo rafforzato quei servizi, ad esempio la colazione, una colazione più abbondante e più lunga, dove il cliente ha la possibilità di scegliere, oltre alla miriade di ricette di biscotti, di torte, frutta e tutto, al buffet abbiamo anche una carta dedicata alle uova, quindi non abbiamo le uova oppure le crepe, cioè, le fai qui di là. Per quanto riguarda l'hotel viene tutto fatto espresso, quindi il maître che si occupa appunto di curarsi il cliente prende la sua comandina e tutto viene gestito espresso dalla cucina, dall'omeletta alle uova strapazzate, così che il cliente abbia un prodotto caldo e lo chef si vede dal mattino, ecco, esatto, perché solo la sera, ecco, è un po' riduttivo, ecco, ci vediamo chef, anche la sera, altrimenti che chef è? Ecco, deve essere un cuoco che comanda i vari no? cuochi, cucinieri, appunto, e quindi direi che se è tutto, c'è una piscina tra l'altro, quindi abbiamo anche una piscina alla fine per gli alloggiati, che è un continuo anche con la spiaggia, senza necessariamente fare una piscina in spiaggia come molti hanno fatto, ricevendo anche premi, perché chiaramente uno stabilimento balneare che anche la piscina abbiamo visto all'Alta Marea di Cattolica è stato anche premiato quest'anno, tra l'altro, ma penso che il loro valore stia più nel fatto che sono 11 bagni riuniti e quindi ci sono anche piscine con idromassaggio, eccetera, eccetera. Ecco, esatto, quindi hanno anche la zona per i cani, ecco, quindi penso che il grande valore sia quello, perché in effetti fare una piscina in spiaggia in effetti non è molto slow food, diciamo così, ecco, quindi vi salutiamo quindi dal bagno 270 Sogno del Mare, Sogno del Mare e Hotel Massanti 4 stelle.